Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nel racconto che la ragazzina di 14 anni ha fatto ai magistrati della lite che è costata la vita a Francesco Ruggeri figura anche un minorenne. Gli inquirenti sono sulle sue tracce. Il giovane avrebbe svolto un ruolo attivo nell'aggressione mortale. Oltre 4.000 arbusti di cannabis scoperti dai carabinieri. A Nardo di Pace sequestrate 10 piantagioni. Lo stupefacente, immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 500.000 euro. Un'azienda del Paolano finita nel mirino della Guardia di Finanza per bilanci falsi e assunzioni fittizie. Il sistema fraudolento da proprietario e amministratore dell'impresa. Un gruppo di imprenditori ospiti a Bruxelles della parlamentare Laura Ferrara, un'occasione per promuovere il Made in Calabria. Un bimbo di 4 anni ha ingoiato una moneta da 50 centesimi, trasportato in elicottero a Cosenza, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le zole d'erba utilizzate per sistemare il prato del Marulla stavano per essere dirottate a Lecce. La società pugliese, anch'essa alle prese con la sistemazione dello stadio, ha tentato lo scippo. È prevista una grande affluenza di pubblico domani al Marulla per la prima casalinga del Cosenza in Serie B. Il tecnico Braglia sprona la squadra. Faremo di tutto per onorare al meglio questa gara difficile. Il Crotone domenica ospita il Foggia. Dopo l'avvio negativo, i pitagorici preparano la riscossa. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in apertura di questa edizione. Torniamo sull'omicidio di Francesca Ruggeri. L'indagato Schiattarelli, recluso nel carcere di Secondigliano, è stato oggetto di insulti e minacce di morte tramite la propria pagina Facebook, che è stata chiusa nel pomeriggio di ieri. Uno dei tanti aspetti di questa tragica vicenda che vede coinvolti tanti giovani, giovanissimi, alcuni minorenni, alcuni anche con ruoli importanti a quanto pare in questa storia, una storia di provocazione e violenza molto difficile da ricostruire e messa in atto a diamante in una notte di fine estate terminata nel sangue. Il profilo Facebook di Francesco Schiattarelli è stato chiuso. Se la giustizia si facesse sui social, il giovane accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Francesco Ruggeri sarebbe stato già condannato a una pena pesantissima. Le minacce e gli insulti hanno riempito la pagina del ragazzo, non appena è stato reso noto il suo nome collegandolo alla morte del 23enne cosentino. Quello che vedete invece è un video presente sulla pagina di un amico di Schiattarelli, girato 2 anni fa. L'indagato è poco più che un bambino, scherza e gioca con gli altri e mostra tutto il proprio lato infantile. La sua pagina invece si era arricchita in questo ultimo periodo di frasi e foto di diversa natura. Francesco Schiattarelli amava farsi fotografare o fare selfie in posa da duro, atteggiamenti e parole che però da soli non bastano a descrivere una personalità pericolosa, ma forse solo il profilo di un ragazzo inquieto che giocava a fare il guappo. Purtroppo però chi ha agito all'alba del 22 agosto ha fatto sul serio, tremendamente sul serio. Di guappi sulla discesa Corvino, al bar e in piazzetta, se ne sono visti parecchi. Ma non è stata la classica ragazzata. Alla fine un giovane ci ha rimesso la vita e quell'alba estiva attesa con gli amici per lui non è mai arrivata. Le indagini vanno avanti. Schiattarelli nega le proprie responsabilità nella fase decisiva della vicenda, svoltasi in fasi e luoghi diversi. Altri, come una ragazza di 14 anni che si aggirava nella zona e ha raccolto informazioni da un amico di nome Enzo, lo collocano sulla scena anche nei momenti fatali a Francesco Ruggeri. E lì, a quanto pare, c'erano tante persone, alcuni minori che hanno preso parte allo scontro, altri che hanno assistito da spettatori, ma anche diversi adulti. Eppure, ricostruire la dinamica dei fatti è un'operazione molto complessa, perché ognuno aggiunge qualcosa ma sembra celarne altre. Un vero rompicapo per gli inquirenti che si confrontano con la paura e l'omertà, o semplicemente con l'ignavia di chi non vuole contribuire a far venire fuori la verità. Simulano false assunzioni, falsificano bilanci per frodare una finanziaria e far fallire la società. Denunciati 2 soggetti dalla Procura di Paola. Avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dall'autorità giudiziaria notificato dalla Guardia di Finanza di Paola a 3 persone che hanno determinato il fallimento di una società con sede nella provincia di Cosenza, attiva nei settori alberghiero, supermercati, commercio di carni ed altro. Lo stato passivo generato da operazioni illecite poste in essere ammonterebbe ad oltre 220.000 euro. Le indagini della Polizia Giudiziaria eseguite dalla Guardia di Finanza di Paola e coordinate dal
procuratore Pierpaolo Bruni hanno consentito di accertare un complesso sistema fraudolento ideato ed attuato dall'amministratore di fatto della società deceduto, in concorso con l'amministratore e il legale rappresentante, a danno di una società finanziaria che aveva erogato ingenti prestiti a fronte di fittizi contratti stipulati da 5 falsi dipendenti della società fallita, rispetto alle cui obbligazioni quest'ultima aveva assunto il ruolo di garante nei confronti della creditrice. Le investigazioni particolarmente difficoltose a causa della mancata esibizione dei libri e delle scritture contabili prescritti per legge hanno avuto ad oggetto un lungo periodo dal 2007. Gli indagati avevano ideato un modo per far risultare alla finanziaria che doveva erogare i prestiti una situazione patrimoniale e reddituale della società solida, ma in realtà l'intento era quello di non onorare le obbligazioni assunte. Avevano redatto addirittura un falso bilancio di esercizio inserendo un importo non veritiero di oltre 3 milioni di euro. Inoltre avevano stipulato falsi contratti di lavoro intestati a parenti, contenenti dati non reali, qualifica, retribuzione e data di assunzione, predisponendo ed utilizzando anche buste paga fittizie. Dopo il fallimento della società, la magistratura ha contestato le condotte omissive anche ad uno degli indagati subentrato in qualità di amministratore nel 2011, denunciato per bancarotta documentale. Bollettino quotidiano quasi di rinvenimento di piantagioni di cannabis in Calabria. Questa volta siamo a Nardo di Pace, 4.000 gli arbusti scoperti dai carabinieri. 10 piantagioni in aree distinte ma nella stessa zona montana per un totale di oltre 4.000 piante di canapa indiana che una volta trasformate in marijuana avrebbero fruttato oltre $500.000 di euro. Sono i numeri dell'operazione denominata Green Mountain che ha visto impegnati i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno insieme ai militari dello squadrone eliportato cacciatori Calabria e del gruppo forestali. Come spiegato nel corso della conferenza stampa, le piantagioni erano posizionate in zone impervie e quasi inaccessibili nell'area di Nardo di Pace. Non è la prima volta che troviamo questa tipologia di piantagioni, sicuramente sono piantagioni difficili da trovare in territorio complesso, con una morfologia ed un'orografia particolare. Stiamo lavorando, come abbiamo lavorato questa volta, per rastrellare altri territori montuosi, avendo avuto contezza che queste piantagioni possono essere fatte anche a 1000 metri d'altitudine. Le 10 piantagioni di canapa indiana, non comunicanti tra loro, suddivise in più terrazzamenti, erano sparse su una sola montagna in località Tiglia, ad un'altezza variabile tra i 600 e i 1100 metri. Tutte le piazzole adibite alla coltivazione erano perfettamente autosufficienti ed alimentate con un sistema di irrigazione artigianale a goccia. Le piante erano di un'altezza variabile tra il 1,5 metri e i 4 metri. È un ritrovamento importante, un ritrovamento molto importante perché ci fa capire che in quelle zone impervie le piantagioni vengono fatte in maniera differente rispetto a come vengono fatte a valle, nel senso che non vi è la piantagione di 7, 8, 9, 10.000 piante, ma vi sono tante piccole piantagioni che ovviamente sono di facile occultamento e quindi sono ovviamente più difficili da ritrovare. Più piantagioni, forse un'unica mano. Ovviamente stiamo ancora indagando per assicurare gli autori alla giustizia, però dalle varie cose che abbiamo potuto constatare all'interno delle piantagioni non possiamo escludere che effettivamente sia un'unica mano. Prime ispezioni degli inquirenti sul Raganello con i periti e magistrati che hanno raccolto già diversi elementi utili alle indagini, ma non si fermeranno qui perché ci saranno nuove visite nelle gole. Primo sopralluogo dei consulenti nominati dal procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla sulle gole del Raganello, dove il 20 agosto sono morte 10 persone per un'ondata di piena. I tecnici hanno ispezionato sia il tratto a valle che quello a monte del torrente, prima dall'alto, a bordo di un elicottero Leni-Nucleo dei Carabinieri Vibo Valencia, e poi dal basso, a bordo di un fuoristrada dei Carabinieri Forestali delle stazioni di Castrovillari e Civita. I tecnici, secondo indiscrezioni, avrebbero ispezionato anche alcuni punti ritenuti critici delle gole a monte del luogo della tragedia, nell'ipotesi che si sia verificato un accumulo di detriti che avrebbe poi dato vita all'onda di piena. Le verifiche, tuttavia, avrebbero escluso frane o crolli di grande significatività. È stata, ad
detto dal canto suo Facciolla, una giornata dura e impegnativa, ma proficua. Sono stati raccolti importanti elementi, anche a prescindere dalle indagini su quanto è accaduto. Tra i consulenti della Procura vi sono il professore Paolo Veltri, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Unical e ordinario di Costruzioni Idrauliche, il professor Roberto Gaudio, vice direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Unical e ordinario di Idraulica Fluviale, e l'ingegnere civile idraulico Giuseppe Vigiani, esperto conoscitore della zona. Nei prossimi giorni sono previste altre visite peritali. Produttori ospiti a Bruxelles della parlamentare Laura Ferrara, produttori calabresi, un'occasione per promuovere il Made in Calabria. Cedro, bergamotto, salumi tipici, oltre alla famosa cipolla rossa di Tropea, l'anduia, passando per la liquirizia e gli amari, tutto made in Calabria. A Bruxelles, presso il Parlamento europeo, più di 30 imprenditori dell'agroalimentare della nostra regione hanno dialogato con numerosi esperti sulle possibilità che una maggiore collaborazione fra realtà locali e Unione Europea può offrire. Organizzato e promosso dall'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, il workshop dal titolo Agricoltura ed agroalimentare, sfide ed opportunità tra dimensione regionale ed europea è stato l'occasione per approfondire diversi aspetti legati al settore, come ad esempio il problema delle risorse pubbliche da destinare all'agricoltura, delle misure a favore dei giovani imprenditori, della promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica delle aziende e della relazione fra aziende e mercato. Ci hanno raggiunto qui al Parlamento europeo di Bruxelles più di 30 imprenditori calabresi per un evento che si prefigge un duplice obiettivo. Da un lato quello di instaurare dei rapporti con le istituzioni europee e con la Camera di Commercio italo-belga. Questo è un aspetto fondamentale, essenziale, che probabilmente avrebbe dovuto curare maggiormente la Regione Calabria con la propria sede di rappresentanza qui a Bruxelles e che purtroppo non è stato fatto. Da un altro lato quello di promuovere e valorizzare i nostri prodotti, le nostre eccellenze, in modo tale che possano essere conosciute sia in ambito europeo e sia anche oltre l'Europa ed essere esportate, in modo che si conosca anche la nostra identità territoriale, la nostra identità regionale. Si è discusso del futuro della politica agricola comune dopo il 2020, quando scadranno gli attuali regolamenti agricoli e le risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, ma anche del futuro dell'agricoltura nelle mani dei giovani e dell'importanza della digitalizzazione. Il sistema agroalimentare è un segmento di rilievo del contesto economico italiano e secondo i dati Istat il nostro paese si conferma il primo per numero di riconoscimenti DOP, IGP e STG conferiti dall'Unione Europea. Un percorso di degustazione espositivo ha concluso poi la giornata di studio grazie alla partecipazione di soggetti operanti nell'import-export e oltre agli stakeholder interessati a conoscere e riconoscere l'autenticità dei prodotti italiani offerti dagli imprenditori calabresi. Altri fatti, altre storie, i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. È fuori pericolo il bimbo di 4 anni che ha ingoiato una moneta ed è stato trasferito d'urgenza in elicottero da Vibo a Cosenza. Il bambino di nazionalità straniera è giunto al pronto soccorso dello Iazzolino accompagnato dai genitori e secondo il racconto, mentre stava giocando improvvisamente aveva smesso di parlare portandosi le mani alla gola in segno di difficoltà. Immediatamente predisposto il trasferimento verso il reparto di chirurgia pediatrica presso l'ospedale Annunziata di Cosenza. Il bambino, dopo essere stato sottoposto all'intervento, riuscito perfettamente, si trova ora sotto osservazione. Tempi rispettati per la posa del manto erboso a San Vito Marulla, nonostante in queste ore sia venuta fuori una notizia che riguarda il tentato dirottamento di alcuni tir che trasportavano le zolle verso Lecce, dove anche al Via del Mare sono a lavoro le ditte per il rifacimento del terreno di gioco. Aveva in casa 3 grammi di cocaina, un milancino di precisione, 720 euro in banconote di piccolo taglio. Un 41enne con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Rossano Corigliano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante perquisizioni domiciliari trovate le dosi di cocaina e altro materiale di inoltre una persona che era all'interno dell'abitazione che spontaneamente ha dichiarato di essersi recata lì per acquistare la sostanza stupefacente. I carabinieri hanno sequestrato all'interno di un'azienda casearia di San Mauro Marchesato 950 forme di formaggi lavorati freschi e sottovuoto
per un valore di circa 12.000 euro. Carenze relative sia alla tracciabilità dei prodotti che all'assenza delle previste autorizzazioni aziendali, riscontrate anche lievi carenze igienico-sanitarie. C'è chi dirotta le zolle e chi ruba i rubinetti. Anche all'ospedale è stato fermato, denunciato, individuato un cinquantenne di Lamezia che ha rubato, appunto, dopo aver smontato, divelto i rubinetti dei bagni in unità operativa di malattie infettive all'ospedale, appunto, di Lamezia. Andiamo adesso a Montalto per parlare del Festival Internazionale Leoncavallo. A Montalto-Fugo, la prima edizione della Notte dell'Opera, impreziosisce il già ricco cartellone di eventi del Festival Internazionale Leoncavallo, una notte lunga ed originale in cui il borgo di Montalto, dal chiostro di San Domenico a piazza Enrico Bianco, si è trasformato in un contenitore di 16 eventi itineranti tra musica, cultura ed enogastronomia. E abbiamo avuto un ottimo successo di pubblico veramente in tutte le manifestazioni che abbiamo portato avanti, ma questa sera vedo che c'è un movimento molto maggiore e non posso che essere contento perché evidentemente ciò che abbiamo pensato si è rivelato un'idea vincente. Ovviamente si tratta di un'iniziativa, quella di stasera, che serve a valorizzare il borgo di Montalto, che è un borgo bellissimo, credo che non abbia nulla da invidiare ad altri borghi che sono magari più decantati di Montalto-Fugo, ed è l'occasione appunto per far conoscere la nostra città a chi magari non aveva conoscenza di questa realtà. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica e tende un bel laccio. La prima edizione della Notte dell'Opera, una serie di eventi che si svolgono in tutto il centro storico del nostro comune e che valorizzano, diciamo, oltre che la lirica, che è il punto cardine di questo festival, anche una serie di iniziative che sono volte a valorizzare l'offerta del festival. La Notte dell'Opera, con i suoi percorsi artistici, è il penultimo appuntamento del ricco Festival Internazionale Leoncavallo, che si concluderà domani, 1° settembre, con l'opera lirica Pagliacci, il capolavoro verista del compositore Ruggero Leoncavallo. Caliamoci invece adesso nella Notte dei Falò a Taurianova. Si è tenuta nella serata di ieri una delle tradizioni più significative della città di Taurianova, il falò dell'invito in dialetto umbito, che segna l'inizio della novena e di tutte le manifestazioni in onore della Madonna della Montagna. La leggenda sull'accensione dei lupinazzi, steli secchi di pianti di lupini, racconta che la Madonna, per sfuggire ai soldati di Erode che cercavano di uccidere i primigeniti e quindi anche il bambino Gesù che portava in braccio, si nascose in mezzo ad un campo di lupini secchi che al suo passaggio fecero tanto rumore da richiamare l'attenzione dei soldati. Maria per questo maledisse i lupini esclamando: dovrete avere la mia amarezza. Tra tradizione e leggenda vuole infatti che i lupini da allora sono amari e solo una lunga lavorazione riesce ad addolcirli. I taurianovesi dunque bruciano i lupini per vendicare, per così dire, l'antico torto subito dalla Madonna. Una volta spento, ognuno di loro raccoglieva un po' di cenere da portare a casa, quasi una reliquia sacra da spargere negli angoli delle abitazioni per tenere via le calamità naturali o ancora nei campi per renderli più fecondi. Questo rito antichissimo, che è rimasto inalterato nei secoli, continua a suscitare sempre un brivido di emozione e commozione tra la gente, un grande fuoco proprio davanti alla chiesa intitolata alla Madonna a Taurianova, la cui accensione è sempre aspettata al primo cittadino insieme al parroco. Adesso lo sport, il calcio, sono quasi 5.000, ma si andrà molto oltre i biglietti venduti per la gara fra Cosenza ed Hellas Verona, gara molto attesa, così come è attesa anche la gara fra il Crotone e il Foggia, all'esordio casalingo di Pitagorici all'uscita. 15 anni di attesa per rivedere una gara di Serie B al San Vito Gigi Marulla sono stati lunghissimi. In questi mesi la tifoseria ha sognato l'esordio stagionale avvenuto ad Ascoli qualche giorno fa e poi, di sicuro, i primi 90 minuti in casa per respirare un'atmosfera abbandonata nel maggio del 2003. La curiosità e la voglia di vedere i lupi in campo sono aumentate a dismisura anche per il rischio, adesso spazzato via, di non poter disputare la gara per i lavori in corso nell'impianto. A poche ore dal fischio d'inizio ci si può concentrare solo sugli aspetti tecnici e sportivi e sulla sfida al Verona, squadra di rango, che nobilita un incontro già di per sé importante. I favoriti sono loro, è chiaro che c'è una disparità di valori, almeno sulla carta.
Poi noi sul campo faremo di tutto e di più per fare questa grande partita, per fare il risultato e portare Fiano a casa, come dici. La squadra è tranquilla, la squadra non ha problemi, la squadra dei ragazzi è una squadra che ha voglia di misurarsi con gente anche più importante come nomi sicuramente. Deve essere uno stimolo per noi giocare contro i Carmine, contro Pazzini, contro Matos, contro Ragusa e tutti gli altri, perché poi ci sono anche gli altri. Deve essere uno stimolo a fare ancora di più di quello che sappiamo fare. La batosta subita contro Cittadella non ha scalfito le sicurezze del Crotone, che si appresta ad affrontare il Foggia. Gara da ex per Giovanni Stroppa, che punta su Simi per scardinare la difesa dei rossoneri. La cosa importante è che giochiamo all'uscita e noi tutti noi sappiamo l'importanza di giocare a Crotone e prepariamo la partita in una forma tranquilla, con la testa giusta, sapendo che arriva una squadra forte, fortissima come Foggia, che l'anno scorso ha fatto vedere che è una squadra forte e ha partito bene anche con la vittoria. Stanno in un buon momento secondo me, ma anche noi stiamo giocando a casa e siamo Crotone, dobbiamo andare in campo con la testa giusta e cercare di fare bene, essere protagonisti, portare a casa la vittoria. Musica e spettacolo dall'Alto Monte Rock Festival, band calabresi che saranno protagonisti anche in Puglia. 18ª edizione di Alto Monte Rock Festival, insomma si è conclusa, però la musica non si ferma qui perché adesso c'è un riconoscimento importante che ci sarà proprio a Bitonto. Sì, da Alto Monte Rock Fest si è conclusa con oltre 10 artisti che sono esibiti, 5 rock band e 5 cantautori tramite le nostre etichette discografiche, tra cui Roca Produzione e poi Calabria Sona. È stata un'ottima iniziativa rock all'insegna poi di quello che è la festa del rock e non solo, gruppi hip hop tra cui sono Pica e Free Love che fanno anche la sigla, un programma televisivo proprio su TEN. Con la VES e poi il gruppo che ha vinto si chiamano Tema Libero, ma altri gruppi e singoli artisti sono comportati alla grandissima all'insegna della musica e della musica rock. Noi saremo domani sera al Bitonto Blues Festival, c'è questa partnership che è partita 3 anni fa con Beppe Granieri, il direttore artistico e il patrono del Bitonto Blues Fest. Saremo in Puglia, promozioneremo la nostra Calabria dal punto di vista musicale, ma anche la nostra Calabria dal punto di vista turistico-culturale. Infatti lì avremo uno stand di Altomonte, ma non solo, della Calabria, dove già lo scorso anno e 2 anni fa abbiamo avuto un ottimo successo e un rientro anche da parte di questo evento che si organizza nella piazza principale di Bitonto, che è la città dei festival in Puglia. Questa sera proprio ci sarà un gruppo, una blues band di calabrese che è Eugenio Greco e Mississippi Blues, quindi la Calabria sarà presente in Puglia, a Bitonto, la città dei festival. E poi ricordiamo un appuntamento importante il prossimo 15 di settembre. Sì, ricordiamo 14 e 15 di settembre invitiamo ingresso gratuito nel chiostro domenicano ad Altomonte, nella piazza Tommaso Campanella. Avremo 2 artisti da New York, la Ondine e l'altra è Amber Martin, insieme a 2 blues band calabrese, la Mario Biondi e Barry White Star di Alessandro Ricciabosco e poi sempre Eugenio Greco e Mississippi Blues dal Bitonto ad Altomonte Blues Night. Vi aspettiamo numerosi. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Saranno ben pochi sulla nostra regione gli effetti della perturbazione che transiterà al centro-nord. Salvo qualche breve piovasco pomeridiano, infatti, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature ancora stazionarie sempre nelle medie del periodo. Domani mari quasi calmi o poco mossi, con venti deboli sempre da quadranti occidentali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.